Assessore, c'era grande attesa per questo nome che adesso ci svela. Allora, chi allieterà il Capodanno dei Padovani? Sì, allora l'artista che abbiamo individuato per il Capodanno, il nuovo Capodanno in Piazza Insurrezione a Padova è Max Gazzè. Nuova la location, Piazza Insurrezione, un concerto in grado di attirare diverse generazioni per la festa della città di Padova in attesa del 2023. Un artista conosciutissimo con tante hit, tante canzoni, tanti successi all'attivo che sono sicuramente conosciute dal grande pubblico che potrà cantarle in piazza quella sera. Un artista che parla a più generazioni perché è conosciuto sia dai più giovani sia dalle persone più mature e quindi noi con lui mettiamo a disposizione dei cittadini padovani, dei turisti, di tutte le persone che arrivano a Padova la notte di San Silvestro un grande live, perché sarà comunque di 1 ora e mezza, quindi un concerto con la band importante, gratuito, per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. Poi ci sarà anche il DJ set per continuare a ballare, ci sarà animazione, sarà un grande show col countdown sul grande schermo per ecco, accogliere il nuovo anno nel migliore dei modi, tutti insieme di nuovo. Un capodanno dal sapore diverso con una nuova formula che rinuncia ai fuochi d'artificio per rispetto dell'ambiente, inserito all'interno di un ricco cartellone che risponde al desiderio di tornare a incontrarsi e a vivere la città a Natale. Un'occasione perché, per una notte intanto, Piazza Insurrezione torni alla sua vocazione originaria. Una piazza che torna a essere piazza. Assolutamente, diciamo che è un esperimento perché per una notte, per una sera vivremo quella piazza senza le auto, dimostrando che il suo futuro potrà essere anche quello di piazza in grado di ospitare grandi eventi con delle soluzioni alternative per l'accessibilità delle auto al centro, ma assolutamente scenografica e parte di un centro storico che in qualche modo si allarga.